Eccoci qui, buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata della nostra trasmissione 7 in punto. Questa mattina abbiamo veramente il piacere di avere con noi, ed è la prima volta che vengono a trovarci, è una casualità, il presidente dell'AIRC Veneto, Antonio Maria Cartolari. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. A voi. Grazie. Tra l'altro di fresca nomina, quindi lo battezziamo noi in televisione. Direi assolutamente di sì, direi assolutamente di sì. Assolutamente con piacere. L'AIRC lo conoscete tutti, l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, ed è un'associazione storica, forse una delle prime nate in Italia, che negli anni si è assolutamente distinta per le tantissime iniziative, ovviamente sempre alla ricerca di fondi per combattere questa malattia. E noi partiamo da una di queste iniziative imminenti e devo dire straordinaria, che sarà proprio domenica 10 aprile al Teatro Verdi di Padova, con una pianista straordinaria. Vedete la locandina in sovrimpressione, Marta Argerich, assolutamente una delle più grandi pianiste, assieme alla Manchester Camerata e Gabor Takacs Nagy, non so se la pronuncia viene sì, giusta. Sì, va bene. Ed un concerto assolutamente godibile, perché ci sono il concerto numero 1 in Do maggiore di Beethoven e poi la Sinfonia K16 e K551 Jupiter di Mozart, quindi diciamo che siete proprio un concerto straordinario in tutti i sensi. Un concerto assolutamente straordinario e importante per la città di Padova, considerato che Marta Argerich ci venne solo in gioventù negli anni 70, prima ancora di diventare quello che è diventata. Adesso è considerata una delle pianiste più importanti del mondo, se non la numero 1, per cui io credo che questo sarà un'opportunità per i padovani, ma soprattutto anche per AIRC, di arrivare all'obiettivo che poi, come diceva lei giustamente, è quello di raccogliere i fondi per la ricerca sul cancro. Allora, parliamo un po' di questo concerto straordinario che, devo dire, porta la grande musica a Padova, città che da questo punto di vista è di solito abbastanza accogliente. E come siamo messi con la prevendita dei biglietti? Con la prevendita dei biglietti siamo messi, direi, abbastanza bene, rimangono ancora alcuni biglietti. Tra l'altro coglierei questa occasione per segnalare che presso AIRC, e quindi per trovare poi il numero di AIRC basta andare sul sito airc.it, il numero di AIRC, per avere dei biglietti VIP che ancora sono disponibili ad oggi. Quindi se vorrete avere questi biglietti VIP, che includono una cena con Marta Argerich, per cui dopo il concerto ci sarà questa opportunità al Caffè Pedrocchi, si potrà telefonare ad AIRC per avere questa possibilità. Ecco, detto questo, credo che siamo al sold out cosiddetto, cioè al tutto esaurito. Ormai gli ultimi posti credo che siano andati via ieri o oggi, ecco. Però ci sono questi VIP molto importanti, molto belli, che però si comprano direttamente in AIRC. Ecco, assolutamente, anche perché è un modo per aiutare un po' di più l'associazione. Non c'è dubbio, questa è stata forse un po' una mia iniziativa, perché diciamo probabilmente il prezzo è abbastanza importante, però la finalità ovviamente è una finalità buona, per cui grazie all'aiuto anche del Pedrocchi e grazie all'aiuto diciamo anche dell'orchestra e di tutto, siamo riusciti a inserire questo tipo di posto VIP. Ecco, come è nato questo incontro con Marta Argerich? Con Marta Argerich, allora noi diciamo, abbiamo dei rapporti tra virgolette un po' privilegiati con Bologna Festival, ecco, nasce un po' da Bologna Festival, dai rapporti che abbiamo con Bologna Festival, che avendo questa opportunità di questo tour italiano di Marta Argerich con la Manchester Camerata Orchestra, che è una delle importanti orchestre europee, e con cui Marta Argerich e con questo maestro Nagy, che lavorano molto bene insieme, ha suggerito Bologna Festival se volete inserire questa opportunità, e io da buon veronese, invece di suggerirla al Teatro Filarmonico, ho preferito il Teatro Verdi di Padova. Ecco, questo non saranno molto contenti. No, ma io credo che sia giusto così, perché diciamo come AIRC, diciamo dalla mia presidenza, io sto iniziando a organizzare degli eventi importanti.
Cito l'anno scorso Fiorella Mannoia in Arena con altri cantanti, che è stato un grandissimo successo. Straordinario. È stato un grandissimo successo e non volevo esagerare con la mia città, quindi è giusto che come Veneto ogni città abbia la sua opportunità e le persone, diciamo, di quella città abbiano anche l'opportunità di vedere grandi eventi. Ovviamente AIRC ha una tradizione che è data più di 50 anni, adesso era l'anno scorso il 50° di AIRC, perché nasce nel 65, e direi che Padova, insomma, con la sua storia, con la sua università, non devo dire cos'è Padova perché io è una città anche che nell'ambito della ricerca diciamo che una parola la può spendere. Nell'ambito della ricerca è una parola molto molto importante, tra l'altro nel comitato veneto di AIRC ci sono anche ricercatori dello IOV padovano, cito il professor Amadori che diciamo recentemente ha aderito alla mia richiesta di diventare consigliere di AIRC, per cui diciamo che è l'immunologo padovano, non devo dirlo a voi. È un personaggio che è un simbolo un po' dell'Università di Padova, come la professoressa Paola Zanovello, cioè abbiamo anche lei diciamo già da tempo consigliera di AIRC, per cui abbiamo il fior della ricerca. Ecco, ci parli un po' dell'associazione, perché appunto noi sappiamo che in tutto il Veneto, in tutti gli ospedali del Veneto, in tutti i poli di ricerca del Veneto in realtà si sta lavorando profondamente, a Verona altrettanto, ma anche a Treviso, a Vicenza, a Venezia. Si sta lavorando in tutta Italia, ecco perché il Comitato Veneto è uno dei 17 comitati, ecco questo è il punto. Non vorrei dir troppo, però AIRC nasce appunto nel 65, il Comitato Veneto nasce nell'82, pian piano si sono diciamo allargati questi comitati, non è stata una cosa immediata perché lo scopo iniziale era raccogliere fondi e diciamo, le modalità per raccogliere, ma l'innovazione che ha dato AIRC è stata quella di offrire la possibilità diciamo, di raccoglierli attraverso un dono che è iniziato con l'azalea. Ecco, credo che la giornata dell'azalea ormai in Italia non ci sia un italiano che non la conosca. Assolutamente. No? Quindi quella che normalmente avviene nella prima settimana di maggio, in cui i volontari di AIRC nelle piazze italiane distribuiscono questa azalea che poi si è incrementata nel tempo con le altre attività, che è quella delle arance piuttosto che quella autunnale dei cioccolatini, sono quelle che danno il principale aiuto ad AIRC per raccolta fondi. Intanto ci ha dato una prima ricetta, diciamo, per stare bene e sconfiggere le malattie. Certo. Fiori, arance e cioccolata. Sì, quindi... sì vanno tutte e tre molto bene, compresa la cioccolata. Certe volte la cioccolata qualcuno ha dei dubbi, invece la cioccolata ha degli effetti benefici sulla salute, di cui non vi racconto adesso, ma credo che le persone lo sappiano. Ma quello che volevo dire è che siete veramente in tanti, alla fine volontari che si muovono in occasione di questi eventi. Assolutamente. E questa associazione che è nata sostanzialmente per il reclutamento di fondi è diventata un popolo che si muove nel corso di tutto l'anno. Sono 20.000 i volontari, nel Veneto ne abbiamo 2.000. Abbiamo 2.000 persone, me incluso, perché anch'io vado a tenere una piazza, perché ho voluto capire esattamente come funziona, 2.000 persone che nelle giornate diciamo, della ricerca, che sono questi 3 grandi appuntamenti, si mettono nelle piazze, mettono in gioco se stessi, si mettono lì a raccogliere fondi e a fare questa attività direi che importantissima per la ricerca, perché attraverso AIRC i fondi che si raccolgono sono veramente notevoli. C'è da dire che la ricerca necessita di importanti investimenti, perché la ricerca costa molto cara, questo è il punto. Io coglierei diciamo che siamo in un periodo anche piuttosto amaro da questo punto di vista, perché sentiamo parlare di tagli continui alla spesa sanitaria e della necessità sempre più di intervenire anche con la solidarietà privata, sociale. Dirò di più, che la credibilità di AIRC ha fatto sì che AIRC è diventata la più importante associazione italiana in questo settore, proprio per come raccoglie, per come traccia tutto il denaro che viene raccolto e per come informa attraverso il proprio sito airc.it di cosa succede del denaro che ogni cittadino italiano ha intenzione di donare ad AIRC. Vorrei un attimo parlarvi magari del 5 per 1000 perché è una cosa importantissima. Voi dovete... Tra un po' bisogna fare la dichiarazione dei redditi, quindi direi che guardi, è anche uscito direttamente sul vostro sito, quindi è il momento giusto per parlarne. Perfetto. Allora il 5 per 1000 è importantissimo, vi do qualche macro numero. AIRC nel giro di questi 50 anni ha dato in ricerca oltre 1 miliardo di euro. Quindi questa è la cifra, faccio fatica a dirla, ma è così. E diciamo negli ultimi anni distribuisce circa 100 milioni di euro all'anno in ricerca, sono cifre
importanti. In questo momento stanno lavorando 5.000 ricercatori in Italia su progetti AIRC. Voi capite che con queste cifre ovviamente qualcosa si può fare. Dico questo perché l'importanza nella ricerca è di concentrare le risorse, perché piccole risorse distribuite, ovviamente sto un po' adesso parlando di AIRC e quindi mi conceda di dire questo, le piccole risorse se vanno distribuite in rivoli minori probabilmente non raggiungono il target di risolvere il problema. Invece attraverso AIRC nei vari decenni ultimi si sono avute delle grandi novità, delle grandi scoperte, sia nel campo del tumore al seno, sia nel campo del tumore osseo, per non parlare della genetica, diciamo il rapporto tra il tumore e la genetica, e per finire adesso in tempi più recenti tutto quello che può essere, diciamo, la soluzione di certi linfomi piuttosto che del tumore al pancreas, dove ci sono stati fatti dei progressi enormi. Allora, diciamo adesso voi dove vi state concentrando? Perché purtroppo parliamo di un tipo di male che può colpire qualsiasi ambito del nostro corpo e che è purtroppo anche in grande crescita, forse anche a causa nostra, l'alimentazione, l'inquinamento. Sì. Tante cose che possono avere. Lei ha centrato di nuovo, perché proprio lo stile di vita, noi se andrà a controllare sul nostro sito si vede esattamente quanto noi spieghiamo agli italiani che lo stile di vita è la cosa più fondamentale per fare la prevenzione del tumore, perché ovviamente una delle cure del tumore è la prevenzione è fondamentale, quindi stili di vita, quindi una vita sana, l'assenza di fumo, un mangiare equilibrato, cioè tutte queste cose, la dieta è fondamentale. Allora, il movimento, quindi muoversi, sport, diciamo che ne abbiamo parlato sempre tanto, però la prevenzione rimane l'arma. Rimane l'arma principale. E poi ovviamente se poi nella vita ci sono dei destini che ci portano a questo tipo di malattia, ovviamente rivolgersi, diciamo, agli istituti migliori, e devo dire che in Italia le cose vanno piuttosto bene, nonostante la sanità, che sappiamo purtroppo non ha in questo momento, non gode della miglior fama, diciamo così, per quanto riguarda certi istituti che sono delle eccellenze in Italia, a cui normalmente vengono assegnati i progetti di ricerca AIRC. È questo infatti ecco, su cui volevo concentrarmi un attimo. La scelta di dove destinare queste importanti somme è di fondamentale, denaro è importante, perché appunto viene fatta attraverso un comitato molto sì, tecnico. C'è un comitato, esattamente, c'è un comitato tecnico basato a Milano, diciamo, essenzialmente dove ha la sede, diciamo, AIRC, e dove ci sono diciamo, i nostri ricercatori. E qui valutano i progetti di ricerca. Allora ogni università italiana, ogni istituzione ogni anno partecipa a dei bandi AIRC di anno in anno, siccome deve distribuire, ecco, ricordiamo che nel 2016 sono previste la distribuzione di 104 milioni di euro, cioè stiamo parlando di cifre importanti. Allora ogni università è chiamata a presentare il proprio progetto. Questo progetto viene valutato da un comitato scientifico. Come è composto questo comitato scientifico? Ci sono tutta una serie di regole molto restrittive che fanno sì che vengano valutati i progetti solamente i migliori, vale a dire, faccio un esempio, se il progetto viene presentato dall'Università di Verona, dico Verona perché è la mia città, non ci può essere un valutatore veronese di quell'istituto, perché ovviamente ci potrebbero essere dei conflitti di interesse. Non solo, siccome la ricerca è qualcosa che, nonostante che i fondi vengano investiti in Italia, però necessita delle valutazioni transnazionali, internazionali, ecco che nei comitati, diciamo, che daranno questo giudizio, che è una sorta di arbitrato se vogliamo, ci sono addirittura dei professori che vengono dalle università americane piuttosto che inglesi, francesi o tedesche, cioè il meglio decide che in questo momento questo progetto vale la pena di essere finanziato. Quindi questo è il sistema con cui AIRC opera, trasparente, pubblicato in sito, per cui si sa esattamente dove questo denaro raccolto poi alla fine viene distribuito. Ma è tutta una grande famiglia o esiste un ruolo anche delle associazioni periferiche che a loro volta possono creare delle strutture, delle reti? Direi che proprio la domanda è corretta, diciamo
che le associazioni periferiche, il Comitato Veneto è un'associazione periferica, sono nate dopo, diciamo, il lavoro centralizzato di AIRC proprio per favorire a livello locale le situazioni, quindi in Italia ce ne sono 17 e nelle associazioni locali siamo una famiglia, perché poi alla fine ci cerca di trovare le persone più dedicate che abbiano il tempo per poter esprimere questo volontariato al meglio e che magari abbiano anche le risorse certe volte, perché sono poi importanti anche quelle, da dedicare ad AIRC. Certo che è una grande famiglia e noi ci conosciamo ovviamente, cerchiamo di trovare dove possibile o nell'ambiente industriale o nell'ambiente diciamo dei professionisti piuttosto che in altri ambienti che può essere insomma, siete sempre in missione sul territorio alla ricerca di qualsiasi fonte assolutamente l'imprenditoria in generale, ecco, volevo dire Devo questo. dire che la legge che favorisce anche le destinazioni, defiscalizza anche questo tipo di azioni, un po' ha dato una mano. Sì, infatti quando uno fa una donazione AIRC dal punto di vista fiscale ha la deducibilità e quindi questo aiuta molto soprattutto l'impresa, ma anche il privato, voglio dire, nel 5 per 1000 c'è una grande opportunità. Abbiamo visto una grande generosità degli italiani su questo versante nonostante la crisi, anche voi confermate questo, non ci sono state pressioni? Direi proprio di sì, io noto che quando mi sono incontrato in questo pur breve periodo, perché poco più di un anno che io ho preso la presidenza di AIRC, quando ho incontrato poi le persone che fanno le donazioni, effettivamente ti ritrovi anche delle persone che hanno un profilo che non ti aspetteresti, che invece fanno delle donazioni importanti e questo devo dire che è significativo del nostro carattere italiano poi alla fine, perché siamo fatti così noi italiani, credo che tendenzialmente siamo per popolazione generosa, ecco, questo credo che vada riconosciuto a questa Italia. Assolutamente, quindi il vostro lavoro, diciamo, di reclutatori di forze, di reclutatori di finanziamenti non è l'unica cosa che caratterizza l'AIRC, che abbiamo parlato tanto di prevenzione. Questo concerto che fate qui al Teatro Verdi è soltanto la punta dell'iceberg di tante cose magari più piccole che vengono organizzate nei diversi territori. Assolutamente, diciamo che dove è possibile, è proprio il ruolo che hanno poi questi comitati alla fine, dove è possibile si organizzano manifestazioni che possono andare alla gara di bocce piuttosto che al torneo di carte, piuttosto che a un cinema, piuttosto che a queste cose, oppure quei grandi famosi balli di beneficenza che ancora si fanno e che normalmente creano veramente un grande risultato, perché le persone esprimono il meglio, non hanno il problema capiscono perfettamente che i costi sono legati a del denaro che poi va in ricerca scientifica e quindi partecipano con grande entusiasmo. È un po' il problema, però è bellissimo, ci sono certe volte anche grandi artisti, abbiamo citato Fiorella Mannoia, in questo caso Marta Algheri, che magari si mettono a disposizione con tutto il loro bagaglio di esperienze, di pubblico, ma magari poi dal punto di vista dell'organizzazione, della burocrazia, dobbiamo dirlo, questo vale per tutte le associazioni d'AIRC, in giù non c'è una corsia privilegiata per chi vuole fare beneficenza, cioè alla fine la burocrazia diventa una specie di Moloch difficile da distruggere anche quando si vuole fare del bene. Certo. Bisognerebbe intervenire, no? Sì, un pochino sicuramente capisco cosa vuol dire, sì, bisognerebbe certamente intervenire contro questa burocrazia, assolutamente sì. Assolutamente, adesso dobbiamo fermarci 2 secondi per una piccola pausa pubblicitaria, ma poi ritorniamo insieme per parlare ancora di AIRC e di questo bellissimo concerto che si tiene a Padova tra pochi istanti. Il numero, così stiamo cercando un numero di telefono mentre andava la pubblicità e così la regia ci ha un po' sorpreso mentre cercavamo un numero importante, vero Presidente? Molto importante, sì. È il numero importante perché è quello del Comitato Veneto. Il numero del Comitato Veneto a cui si può telefonare per avere qualsiasi tipo di informazione, per avere anche dei suggerimenti se uno si vuole informare meglio e sapere quello che fa l'associazione, ma soprattutto
per comprare i biglietti VIP per il concerto di Marta Argerich. Allora il numero lo do io, è lo 045 8250 234 ed è proprio il numero del Comitato Veneto, 045 8250 234, assolutamente importante quindi per chi si vuole prendere un posto in prima fila in questo concerto e anche nel dopo concerto. Il dopo concerto è importante perché ci sarà alla cena al Caffè Pedrocchi anche Marta Argerich, quindi questo quindi darà l'opportunità anche di conoscere personalmente la pianista. Chiedo scusa, la pianista. Insomma, abbiamo detto che ci sono tante attività in programma, io so che non potete dire tutto, però so che state già lavorando ad un altro importante avvenimento. Sì, io sto lavorando in questo momento ad un importante avvenimento di nuovo in arena a Verona, e siccome le opportunità sono parecchie e le definizioni sono un po' complesse, però posso dirvi che la giornata del 6 settembre è dedicata ad AIRC in arena. Poi vi inviterei a tenere magari sotto controllo i giornali perché l'informazione poi finale. Comunque sarà un grande cantante, sicuramente del calibro quantomeno della Fiorella Mannoia, ma stiamo in questi giorni definendo. Questo non posso dire di più, però ecco, l'attività in collaborazione con l'Arena di Verona verrà. Il mio tentativo è quello di portarla avanti nel tempo, anche perché bisogna ricordare questo, e questo devo veramente darne atto una volta tanto anche alla politica. Sia l'Arena di Verona che il Teatro Verdi sono stati dati l'anno scorso all'Arena gratuitamente, e quest'anno ringrazio l'amministrazione padovana perché ha dato la possibilità di avere il Teatro Verdi gratuitamente. E questo, diciamo, è un buon segno, voglio dire, ogni tanto ci vuole, bisogna far capire che anche le istituzioni sono dalla parte di AIRC, quindi grazie veramente al sindaco e all'assessore di Padova che ci ha dato questa opportunità. E quindi avanti con questi eventi, cercando di raccogliere il più possibile. Senta, lei l'ha detto varie volte, da un anno è alla presidenza di AIRC Veneto e ha deciso di mettere un po' la sua impronta in questa presidenza, cominciando proprio da queste situazioni e sono situazioni che penso siano molto impegnative anche nel corso dell'anno. Che cosa si aspetta durante questa presidenza e che cosa pensa di fare? Allora, io in questa presidenza l'obiettivo principale che mi hanno dato, tra l'altro, non che mi ero posto, il primo era quello di allargarsi sul Trentino Alto Adige. Allora, il Trentino Alto Adige, diciamo, per parte AIRC aveva abbastanza volontariato, non tantissimo, però poco, il comitato non esisteva e quindi il tentativo di cominciare a fare degli eventi nelle città di Bolzano e di Trento, cosa che peraltro sta già iniziando. Bene, guardi, ci vedono lì, quindi possiamo assolutamente parlare anche a loro degli eventi che li interessano. Ecco, allora, in questo momento non ho in programma immediato qualcosa a Bolzano o a Trento, però ho già individuato già nominate dei consiglieri su Bolzano e su Trento ci stiamo lavorando, però c'è una grandissima sensibilità. C'è una voglia di fare un terreno assolutamente fertile nonostante le difficoltà di Bolzano che, come sappiamo, essendo una città bilingue, anzi direi prevalentemente di lingua tedesca, hanno le loro organizzazioni. Voi sapete che è chiaro che un territorio come Bolzano normalmente è molto di lingua tedesca e quindi è dedicato anche in questo tipo di attività a organizzazioni in lingua tedesca. Abbiamo detto che comunque stiamo parlando di una cosa che non conosce confini, purtroppo. Esattamente, tant'è che lingua, basta che sia utile allo scopo. Tant'è che io ho individuato anche una persona di lingua tedesca nel Consiglio proprio per facilitare il compito di introduzione maggiore nell'area di Bolzano. Poi l'altra cosa è quella di cercare di essere un po' equidistante nelle città, cioè lavorare su tutte le città del Veneto. Prima c'era una maggior concentrazione su Venezia, non è una critica, però c'era una sede regionale su Venezia. La scelta del centro, cioè di Milano, è stato: vediamo di portarci su Verona, e qui nasce la mia figura, perché è un po' meno estrema, diciamo, dal punto di vista logistico, è più vicina a Trento e Bolzano, è più facile da raggiungere, è tutto un po' più semplice. E devo dire che Venezia, ahimè, è una città che è la migliore. Per un buon veneto come sono io, meglio di Venezia non esiste nulla. Dal punto di vista di chi lavora e di chi fa le cose è abbastanza complicata. I veneziani ne sanno qualcosa. Assolutamente. È una città che non è facile da vivere, non è facile da muoversi, non è facile trasportare le cose, fare gli eventi di piazza per noi in mezzo ai turisti è una cosa
complicatissima, e quindi credo che la scelta veronese, al di là del sottoscritto, sia una scelta dettata proprio da un aspetto di maggior facilità nel fare la raccolta fondi e allargarsi verso Trento. Quindi il mio programma è quello di essere con attività che vanno da Belluno, finiscono a Rovigo e arrivano a Padova. Ovviamente Padova per me è molto importante, e quindi per poi finire la mia città, che è Verona, dove diciamo l'arena mi sembra che sia più che sufficiente per il momento. Assolutamente. Volevo chiederle quanto pesa diciamo, la raccolta su strada, quella che viene fatta attraverso... Pesa parecchio. Ecco, infatti io le do dei macro numeri su questa cosa qui. È buona questa domanda, perché effettivamente abbiamo parlato tanto del comitato, il comitato è importante, ma non è così importante come altri aspetti. Sostanzialmente diciamo che nell'ambito ora AIRC ogni anno raccoglie come macro cifra, diciamo una cifra tonda, 100 milioni di euro. Questi 100 milioni di euro vengono sostanzialmente integralmente distribuiti. Questo perché? Perché ci sono delle ulteriori risorse che AIRC ha in casa con la propria fondazione, che fa sì che quei pochi costi, altra cosa molto interessante per AIRC, che quei pochi costi fissi che AIRC ha per gestire tutta questa massa, questo volume di denaro, vengono in qualche modo offsettati dal fatto che AIRC contribuisce ulteriormente. Quindi 100 milioni di euro vengono raccolti, 100 milioni di euro vengono distribuiti. Allora, di questi 100 milioni, il 50%, e qui è l'importanza fondamentale, è il 5 per 1000. È il 5 per 1000, quindi il 5 per 1000 ricordatevi non costa niente a nessuno, perché basta andare, forse lei avrà anche dei riferimenti lì da mettere magari in sovraimpressione, non lo so. Adesso con calma, ma se ci riuscite con calma, ecco, sarebbe una bella cosa. Il 5 per 1000 è fondamentale, il 5 per 1000 è il 50% di quello che noi raccogliamo. Poi degli altri 50, sempre a macro cifre, e 40 milioni vengono dati dalle attività su piazza, quindi rimane solo quella fetta di 10 milioni per i comitati. Non è tantissimo, però è sempre una cifra importante. Eccolo e noi qua, a tutto schermo per la regia, se volete, questo è il codice fiscale che bisogna digitare sulla dichiarazione dei redditi per destinare il 5 per 1000, ecco, 851 890 152, quindi grazie, anche il nostro computer ci ha dato una mano. Questa è una bellissima cosa, e la ringrazio di questa opportunità, perché come dicevo è la parte preponderante. Poi quanti progetti riuscite a sostenere attraverso questi? In termini di ricerche, di ricerca. Guarda, allora, dunque, io le parlo del Veneto per il momento, quest'anno, perché ho il numero in questo momento, il numero nazionale, ma probabilmente va moltiplicato per 10. Anzi, senza neanche probabilmente, perché noi ne abbiamo circa 60, 62, 63 nel Veneto di investimenti in questo momento, metà che siano 600. 5.000 ricercatori stanno lavorando per AIRC. AIRC è una cosa incredibile. Io stesso sono rimasto esterrefatto quando sono arrivato e ho cominciato a approfondire queste cose, perché effettivamente mi sono trovato dei ricercatori che sono andati a lavorare a Houston per lavorare sul tumore al pancreas, tutto sponsorizzato da AIRC. Io un giorno mi sono trovato davanti a un signore che mi ha detto: ma io da voi ho avuto 1 milione di euro. Come 1 milione di euro? Dico, sì, dice, mi ha pagato tutta la formazione di Houston e poi mi hanno ripreso in Italia, adesso sto investendo sul tumore al pancreas nell'Università di Verona. Quindi per me è una cosa di una importanza clamorosa. Ecco perché, ripeto, purtroppo ci vuole una massa critica, perché lì arrivi al risultato. Le grandi sfide si combattono tutti insieme, un po' alla volta. Ma ognuno a seconda di quello che può mettere, ma insomma penso che assieme si può cercare di pensare di sconfiggere. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Voglio mostrare solo un secondo ancora l'immagine ispirata di questa grande pianista, che sarà appunto a Padova domenica 10 aprile con l'orchestra Manchester Camerata, e sarà veramente uno spettacolo da non perdere prima e anche dopo. Ricordatevi i biglietti VIP.
Faccio un po' di pubblicità anch'io, tanto non fa male questa pubblicità qui. Grazie mille. Grazie ancora Presidente di essere stato con noi questa mattina, in bocca al lupo per tutte le attività che si è proposto, che sicuramente porterà, vedo che è una persona molto grintosa, porterà a buon fine. Noi continuiamo la puntata andando alla scoperta di un personaggio della storia veneta che proprio in queste settimane viene valorizzato. Lo scopriamo tra poco.